conosciuti a poco, perché era, che faceva il cinema, che era il teatro a poco, e faceva il cinema la domenica e se ne va, e lì ne si è conosciuti. Lì era un puttana cattolica, non avevano tante cine perché non era soldi, ne avevano San Marco. Ma lì era della parrocchia, non sembra che si poteva vedere. Ecco, come ti dico, erano sempre generalmente 2 o 3 cognolotti che ne aveva via, che era via questi 5-6 putelle, si scherzava e dopo pian pianino si è affezionati a capire, abbandonare un po' era la compagnia e anche le mie compagnie, perché mi sono sposato che avevo 28 anni e era che ne aveva 25, no? Sono stati proprio mantelotti, no? Ma se avessi alcuni anni in conoscenza così d'amicizia, non demorosi, no? Ecco, ne siamo parlati 3-4 anni, dopo ne siamo sposati anche a noi del 60. Dopo ne siamo sposati, formati una famiglia, ne siamo formati con un certo valori demorali anche, non si poteva, bisognava fare l'amore, non, perché quando venivano a confessarne, ne chiamava l'ordine anche ai preti, ma non potevano andare avanti a queste condizioni perché erano peccatori, facevano massa l'amore con pochi fioi, capito? Ecco. È da ridere a pensare. E che dicevano anche al confessore che ne avevano 7 fioi, ma bisogna studiare nel momento che potete fare di meno, ma io non sono mai stato all'altezza di sapere queste robe. Di far conti. Di far conti, no. Bisogna farlo perché anche al nostro tempo bisognava fare la palambalzo. Aveva allevata famiglia e era si appassionata molto alla cura della famiglia. L'impegno del lavoro che mi sentivo anche impegnato perché certo. La vita, bisognava comprare questi 7 quaderni, no uno no, e matite bisognava... Ecco, a capire, è proprio così. Penso che non l'ha mai lambicato, se anche io la dice che l'ha lambicato, e mica dico, penso proprio di no. Risparmiare tanto, sempre, anche adesso lo fa, anche adesso, non... Mai si capisce. Sempre sta una tavola molto numerosa. 9 desi anche perché era sempre mia suocera. Ecco, a capire, proprio... E anche altra gente, perché... Era facile, poi veniva sua sorella, veniva dall'ufficio, si sentava a due e la mangiava. Dopo... Perché per 20 anni ho fatto tutti i tiri a polenta, tutti i giorni. In questa mia suocera tutti i tiri a polenta. Perciò quando gli veniva la polenta che era lì, costa lenta. Ma bisogna farla grande, perché non era mica tanta seppe da... Crauti o carne, perché anche, occupava anche le vacche. Sì, quando si occupava il ruga, occupava anche la bestia e la metteva... Vendevano anche a volte a mio cugnato, Cornelio, qualche magari 10-15, un po' come mio fratello, 10-15 kg di carne, ma dopo che avevano in freezer che era 6 litri, gran cosita, erano pieni di... Non avevi mica tanti freezer, mettevi in salamoia. Ecco, esattamente, l'ho fatto bene a ricordarmelo, che avevano in brentel, gran cosita, tagliavano giù la pubera, la mettevano giù, buttavano giù il sale e la loro. Sta il mio pilastro, il mio amore, la mia coccola.